Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Scommesse clandestine, estorsioni, un debito non riconosciuto all'origine delle scene da Far West ieri sera nel quartiere Sperone di Palermo. Drammatica la sequenza, un morto e un ferito, fermati padre e figlio. A Palermo una donna va in ospedale con la figlia di 10 anni e scopre che il padre l'ha violentata. L'orco è finito in carcere. Operazione anticaporalato a Ragusa, arrestati 3 fratelli per sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di 16 braccianti di origine africana. Catania, ultimo Brindisi, un'inchiesta della Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione dell'IVA sulle bevande, 10 arresti, sequestrati beni a 17 società. Vita da rider, a Lorenzo hanno rubato la bicicletta a Catania e non può lavorare, punito dall'azienda perché non ha comunicato il furto. Restiamo a Catania, è inaugurata un'area attrezzata a Monte Po, realizzata con fondi europei, ma nel quartiere mancano i servizi e occorre maggiore pulizia. Calcio, supereremo un momento di difficoltà. Alla vigilia di Catania-Rimini torna a parlare il vicepresidente del Catania Grella. Alla squadra chiede maggiore impegno. In Serie B per il Palermo è di nuovo campionato. Al Barbera la squadra di Corini ospita la Ternana con l'obiettivo di riprendere la corsa a promozione diretta. Bentrovati, scommesse clandestine ed estorsioni dietro la sparatoria di ieri sera nel quartiere Sperona di Palermo, costata la vita a un uomo mentre un giovane è rimasto ferito e si trova ricoverato in gravi condizioni. Manlio Viola. Scommesse clandestine, estorsioni e un presunto debito non riconosciuto. Ci sarebbe questa vicenda criminale dietro le scene da Far West di ieri sera nel quartiere Sperone di Palermo. La vittima sarebbe il creditore andato a riscuotere con le armi. L'assassino invece il debitore che con le armi avrebbe risposto. Drammatica la sequenza, prima una lite, poi una prima sparatoria, quindi un secondo agguato ed un inseguimento a colpi di pistola. Vicende che hanno gettato nel panico 3 isolati fra Corso dei Mille e via 27 Maggio nel quartiere Sperone. Il bilancio finale è di un morto, un ferito grave ancora in pericolo di vita e 3 persone fermate nella notte, una delle quali è lo stesso ferito grave, mentre un'altra è stata trovata con una ferita alla gamba. La ricostruzione degli investigatori della polizia parte dall'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza di numerosi esercizi commerciali. Secondo le prime indagini, la vittima, Giancarlo Romano, vantava un credito e avrebbe tentato di riscuoterlo insieme al ferito Alessio Caruso, di 27 anni. Ne sarebbe nata una lite ed una prima sparatoria di fronte a una sala scommesse di Corso dei Mille, durante la quale sarebbe rimasto ferito il titolare della stessa sala scommesse e una seconda persona. Ma il conflitto a fuoco sarebbe proseguito lungo le strade del quartiere fino a via 27 Maggio, dove il presunto debitore, un uomo di 55 anni ora in stato di fermo, avrebbe ucciso Romano e ferito gravemente Caruso. In stato di fermo ora ci sono proprio il 55enne che avrebbe reagito alla tentata estorsione inseguendo e sparando, il figlio di questi che lo avrebbe aiutato e il ferito grave che avrebbe assistito alla vittima nel tentato recupero crediti che gli inquirenti considerano comunque un'estorsione a tutti gli effetti, peraltro su proventi illeciti. Una complessa storia criminale, quella ipotizzata dagli investigatori, finita nel sangue e forse non ancora conclusa. Ancora a Palermo, una donna va in ospedale con la figlia di 10 anni e scopre che il padre l'ha violentata. La bambina ha raccontato agli investigatori le molestie subite, in carcere il papà. Giusy Lazzara. La bambina si piegava e piangeva, i dolori erano sempre più forti al basso ventre. La mamma, preoccupata, la porta in ospedale. I medici del Di Cristina di Palermo si sono accorti subito che quelle lesioni sospette potevano essere un segno di abusi. Ulteriori approfondimenti hanno confermato la terribile ipotesi della violenza sessuale e, come accade in questi casi, i sanitari hanno informato i carabinieri di Termini Imerese, dove viveva la bambina con la madre. La brutta scoperta è che il padre, secondo
secondo le indagini dei militari, è accusato di quelle violenze sulla figlia di appena 10 anni. Immediato il suo arresto su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese. La madre ha dichiarato di non aver mai sospettato niente. La loro famiglia attraversava un momento difficile dopo la separazione. Per questo la figlia dormiva spesso a casa del padre. È stata la stessa bambina, sentita dagli investigatori con l'ausilio di uno psicologo, a fornire elementi che confermerebbero le violenze subite. Operazione anticaporalato dei carabinieri di Ragusa, arrestati 3 fratelli per sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di 16 braccianti di origine africana. Veronica Barbarino. Giovani extracomunitari sottopagati e minacciati. Nelle campagne di Ispica, nel Ragusano, l'ultimo blitz contro il caporalato che ha portato agli arresti domiciliari 3 fratelli titolari di un'azienda agricola di produzione di ortaggi. 2 euro l'ora, circa un quinto rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, con l'aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I lavoratori, quasi tutti ghanesi e nigeriani, vivevano in alloggi fatiscenti, carenti di servizi igienici ed erano costretti a turni di lavoro estenuanti, senza ferie e sorvegliati a distanza e per lo più senza dispositivi di sicurezza durante l'irrorazione di fitofarmaci nelle serre. È stata fondamentale la collaborazione anche con enti del terzo settore, in particolare dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. È arrivato lo spunto che segnalava la presenza di lavoratori in condizioni molto inique. Sfruttamento del lavoro ed estorsione, i reati contestati ai 3 fratelli, come detto, finiti ai domiciliari. Per l'azienda è invece scattato il sequestro preventivo di quasi 850.000 euro. La protesta dei trattori, gli agricoltori e gli allevatori hanno bloccato la rampa di Missione sull'autostrada A19 in altezza di Resultano in provincia di Caltanissetta. Un corteo di circa 300 persone con a capo alcuni sindaci dei centri del circondario a piedi con un trattore alla testa del corteo. Ha percorso la rampa di Missione sull'autostrada A19. Lo svincolo di Resultano è bloccato e il paese è raggiungibile attraverso l'uscita autostradale di Ponte Cinque Archi. Catania, ultimo Brindisi, un'inchiesta della Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione dell'IVA sulle bevande. 10 arresti, indagato anche il figlio di un boss legato ai Santa Paola. Sequestrati beni a 17 società. Tonino De Mana. 10 persone arrestate, 17 divieti di esercitare l'attività d'impresa e il sequestro di 30 milioni di beni nei confronti di 17 società e 25 indagati. È il bilancio dell'operazione Ultimo Brindisi della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Europea di Palermo nei confronti di un'organizzazione che avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia evadendo l'IVA. Tra gli indagati anche il figlio incensurato di un boss del clan Santa Paola. Il giudice ha disposto il carcere per 6 indagati e gli arresti domiciliari per altri 4, compresi 2 consulenti fiscali, padre e figlio, ipotizzando a vario titolo i reati di associazione per delinquere, evasione, frode e bancarotta. Emessa una misura cautelare interdittiva nei confronti di 16 imprenditori e di un ragioniere. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nei confronti di 17 società di capitali con sedi a Catania, Messina, Padova e Roma, tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio di generi alimentari e bevande del trasporto per complessivi oltre 30 milioni di euro. L'inchiesta, durata 2 anni, ha acceso un faro su un presunto gruppo criminale con base operativa in un deposito di Belpasso che, avvalendosi di imprenditori e professionisti, ha realizzato un volume d'affari superiore a 100 milioni di euro. L'organizzazione, secondo l'accusa, gestiva imprese servendosi anche di prestanome, contestati l'acquisto senza IVA di merci falsamente destinate all'estero, il mancato versamento in Italia dell'imposta sugli acquisti provenienti da San Marino per i dipendenti a loro riconducibili. Ad alcuni indagati sono contestati episodi di bancarotta fraudolenta di 3 società oberate dai debiti tributari, preventivamente drenate dalle risorse finanziarie e private di beni strumentali e poi cedute a prezzi irrisori. Scoperto a Paternò un arsenale di armi clandestine, fra cui 3 Kalashnikov perfettamente funzionanti e numerosi proiettili appartenenti al clan Assinnata,
articolazione territoriale della famiglia Santa Paola Ercolano di Catania. Si trovava in un fondo in campagna in contrada Coscia del Ponte, lo state vedendo. I carabinieri hanno arrestato il proprietario del fondo, un allevatore 72enne. Vita da rider a Catania. A Lorenzo hanno rubato la sua bici e adesso non può lavorare. Un provvedimento disciplinare dell'azienda, dice, perché non ho comunicato il furto. Giusy Lazzara. Sfrecciano a tutte le ore in bici o sullo scooter. La vita dei rider a Catania non è facile, poche le piste ciclabili e continui furti dei mezzi. Io mi porto letteralmente il pane a casa facendo il rider, mi sono ritrovato senza poter più lavorare, con una pressione aziendale addosso, addirittura con un provvedimento disciplinare sulle mie spalle, perché non ho presentato subito, diciamo, la denuncia. E questo per me è stato, diciamo, un enorme danno. Pagati 9 euro l'ora, 25 centesimi per ogni consegna e 6 centesimi a chilometro. Racimolare 520 euro al mese, se va bene, raccontano i rider, per un contratto di 15 ore settimanali è poco, senza contare i costi di manutenzione delle bici e dello scooter, che devono essere sempre in perfette condizioni. La vita da rider è un sacrificio perenne, quello che spesso i clienti non pensano. Il fatto che magari per loro, che ne so, salire fino al 4º piano per loro è normale, ma noi se saliamo magari possiamo rischiare che ci venga rubato il mezzo, che ci venga rubata la bici o lo scooter. L'età dei rider è cambiata, prima erano quasi tutti giovani, anche studenti, adesso ci sono anche i cinquantenni. Catania, il comune accende un faro sulle periferie, è inaugurata un'area attrezzata a Montepo realizzata con fondi europei, ma il quartiere ha bisogno di servizi e di una maggiore pulizia. A Torino De Mana. Un pallone da inseguire e da calciare, un pallone che rotola in un campo di erba sintetica con attorno panchine smart, zona fitness e per il tempo libero. Il riscatto sociale di Montepo passa anche dall'inaugurazione di un'area attrezzata realizzata con fondi europei che s'affaccia sulla via Salvatore Salomone Marino. L'amministrazione Trantino accende un faro sulle periferie da troppo tempo dimenticate e lasciate ai margini. Da queste parti non ci sono cittadini di serie B, ma la sensazione è che bisogna fare molto altro prima che Montepo possa ottenere il riscatto che merita. Basta un giro per rendersene conto, con cumuli di spazzatura disseminati su strade, piazze, aiuole e marciapiedi, o quel che resta dei marciapiedi, in questo caso inghiottiti e trasformati in autentiche discariche. Degrado e pericoli come questo muraglione inclinato a ridosso dell'istituto alberghiero che nessuno sembra vedere e che tutti sperano non crolli. A questo grigiore, per fortuna aggiungiamo noi, fa da contraltare il verde di quest'area attrezzata. Un'area che sarà fruibile dai residenti del quartiere di Montepo e che certamente farà felici tutti gli altri concittadini, anche più grandetti, che potranno qui venire a prendere una boccata d'aria durante la giornata. Non può che essere soddisfatto il vicepresidente della quinta municipalità, Carmelo Fazio. Eppure è vero che comunque necessiti di altre aree anche per le persone più anziane, che hanno bisogno comunque di spazi per le famiglie stesse, quindi chiediamo a questa amministrazione di poter dare ulteriore conforto a questo quartiere. Riqualificata anche l'area verde con la piantumazione di specie arboree antismog che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2. A Messina iniziati i lavori per la posa delle ultime 2 campate del viadotto Ritiro. Travi da oltre 30 tonnellate che dovranno essere posizionate per una settimana, svincolo chiuso. Francesco Triolo. È la fase più delicata, quella che porterà alla fine dei lavori per la riqualificazione del viadotto Ritiro, iniziato 12 anni fa e che dovrebbe vedere la conclusione in estate. Operazioni anche spettacolari, quelle che da oggi per una settimana costringeranno a chiudere lo svincolo di Giostra. Ci sono infatti da posizionare 4 travi, 2 da 34 tonnellate, 2 da 27 tonnellate, oltre ad altri giunti che andranno a comporre le 2 campate mancanti per il collegamento del viadotto lato mare.
La Toto Costruzioni per questo ha fatto arrivare una mega autogru in grado di sollevare sino a 400 tonnellate anche in condizioni meteo non semplici, come quelle che sono previste nelle prossime ore sullo stretto, soprattutto legate al vento, con raffiche attese anche di 60 km/h che possono rendere difficoltoso il movimento delle travi. Per questo la chiusura dello svincolo, con la conseguenza che tutto il traffico è stato dirottato su quello di Boccetta, ma è un sacrificio necessario per il completamento dell'opera. I lavori del viadotto Ritiro sono al centro di diverse polemiche, soprattutto negli ultimi giorni, per via delle scadenze annunciate dal Consorzio Autostrade Siciliane e dalla Toto Costruzioni e contestate dai sindacati. La Sicilia diventerà poverissima, ne sono convinti i disoccupati ed ex percettori di reddito di cittadinanza che questa mattina hanno manifestato a Palermo. Marco Gullà. La Sicilia è al primo posto per rischio povertà. È il grido d'allarme che ex percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati hanno voluto lanciare nel corso di una manifestazione andata in scena davanti la sede del governo regionale di Palazzo d'Orleans a Palermo. Chiedono lavoro, chiedono di poter avere anche un sussidio per poter andare avanti. È stato tolto il reddito di cittadinanza, ma non è stata creata alcuna misura che permettesse o di creare lavoro o di garantire le condizioni ai quasi 700.000 siciliani che l'hanno persi poter vivere dignitosamente. Io sto battendo tutti i territori sui social, passaparola, alla vecchia maniera, ma è una cosa impossibile, sia io che mia moglie. A tuttora oggi siamo ancora alla ricerca e non ci fermiamo mai di cercare. Come si fa ad andare avanti? Come si fa ad andare avanti? Con la forza della disperazione, quando il frigorifero è vuoto, quando ti manca l'acqua, quando ti mancano i beni primari, diciamo, no? E la situazione è critica. Secondo disoccupati ed ex percettori è aumentato anche il lavoro in nero. Secondo me, il mio punto di vista, è il lavoro in nero. Dice che voleva togliere le persone dal divano, ok, li hai tolti dal divano, ma li hai mandati a lavorare in nero. Perché prima avevamo la possibilità di avere una speranza che qualcuno possa darci dei diritti, poteva darci dei diritti e una paga dignitosa, ma adesso abbiamo paghe da fare piangere e abbiamo la possibilità soltanto di incrementare il lavoro in nero. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio le parole del vicepresidente del Catania Grella alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia. State con noi. Riprendiamo il TG con il calcio. Alla vigilia della partita fra Catania e Rimini ha parlato il vicepresidente dei rossazzurri Grella. Ha chiesto maggiore impegno alla squadra, ma si è detto convinto che questo gruppo ha le carte in regola per superare i problemi evidenziati nella stagione. Marco Carli. Attese da tempo, le parole del vicepresidente del Catania Grella arrivano alla vigilia di una gara determinante per la stagione, a pochi giorni da un'altra conferenza stampa che vedrà insieme la dirigenza e il presidente Pelligra e riguarderà il futuro. Ma il futuro, oltre che progettuale, tecnico, e Grella dice ovviamente che si aspetta di più, ma sostiene di credere in questa squadra nonostante i risultati. La squadra oggi attuale sarà cambiata pochissimo a giugno. Mi piacerebbe forse vedere qualche giovane interessante, no? Da aggiungere a una rosa che ha una buona esperienza, buona personalità. In conferenza anche ammissioni di errori, sempre più riguardanti il recente passato che l'attualità, ma sguardo puntato a Rimini. A proposito, ci sarà Di Carmine. No, io sogno la partita come Juve Stabia. Io sensazioni negative non le voglio neanche pensare. Le riflessioni definitive, dice Grella, a fine stagione. Per non far sì che la stagione, almeno virtualmente, si concluda con la partita con Rimini, serve cambiare un trend che accompagna la squadra da 6 mesi. Noi dobbiamo ripartire, ognuno nel suo, diciamo, ruolo e entro le sue, mansioni deve alzare il suo livello, deve assumersi certe responsabilità e deve fare meglio il suo mestiere. Perché fino adesso i risultati dicono che noi il mestiere lo stiamo facendo meno di quello che è la nostra aspettativa. Palermo in campo questa sera contro la Ternana al Barbera. I rosanero cercheranno di tornare alla vittoria dopo la delusione di Cremona. Marco Gullà.
Se il Palermo si sarà già lasciato alle spalle la delusione di Cremona lo scopriremo solo stasera. Al Barbera arriva la Ternana, turno infrasettimanale e crocevia fondamentale per il Palermo che deve tornare a vincere per continuare la corsa verso la promozione diretta. Non una partita facile, Breda ha migliorato la Ternana, ma i rosanero non possono permettersi passi falsi. Basta vedere la Ternana nelle altre partite cosa ha fatto, hanno giovani di valore, hanno entusiasmo, hanno gamba, hanno corsa, hanno i giocatori esperti nei ruoli giusti, hanno un allenatore bravo e di conseguenza questo pericolo di sottovalutare qualcosa nelle mie squadre non esiste, per di più al cospetto di una categoria che, come vediamo tutte le giornate, riserva sorprese e dunque noi sappiamo bene che sarà complicato, difficile, bisogna essere pazienti, equilibrati, leggere la partita, quando staremo in attacco leggere bene come saliremo il campo nelle coperture preventive che devono diventare marcature. Eugenio Corini deve valutare con attenzione gli strascichi della gara contro la Cremonese, sia dal punto di vista mentale che fisico. Non ci dovrebbero essere grossi cambi di formazione, gli 11 titolari stanno trovando continuità. Al massimo potrebbe verificarsi qualche rotazione in attacco. Il tecnico recupera Lund mentre rimangono indisponibili Desplanche e Lucioni. Potrebbe rifiatare Di Mariano e al suo posto è inserito uno tra Mancuso e Insigne. Fischio d'inizio alle 20:30. Noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.